Abbiamo necessità di ancora fare degli approfondimenti investigativi che sono dovuti al fatto che comunque non abbiamo delle immagini dirette di quello che è accaduto, abbiamo un video parziale dove c'è una, diciamo, ricostruzione abbastanza sommaria di quello che è accaduto, ma per poi poter cristallizzare le responsabilità nei confronti dei due arrestati abbiamo bisogno di alcuni approfondimenti investigativi. Tutti giovanissimi, tutti incensurati. Sì, parliamo di ragazzi tra i 19 e i 22-23 anni, quindi tutti incensurati, sul quale insomma stiamo facendo degli approfondimenti soprattutto per verificare se c'erano stati dei pregressi, se si conoscevano o cosa possa aver scaturito, scusatemi, questa rissa. L'indagato principale è un italo-marocchino nato a Montebelluna, 19enne. Sì, è un ragazzo incensurato che abita a Montebelluna, nato a Montebelluna, quindi un italiano di seconda generazione e sul quale insomma, al momento non abbiamo altro da dire se non che insomma, è indagato per omicidio e tentato omicidio nei confronti chiaramente del ragazzo che è rimasto gravemente ferito e sul quale poi dovranno essere cristallizzate le eventuali responsabilità.